Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG. Come sempre trascorreremo assieme un'ora e mezza con tutte le ultime notizie, tutte le novità che arrivano dalla nostra regione, i collegamenti in diretta con i nostri corrispondenti dalle province del Veneto. E la cronaca ci porta subito in provincia di Vicenza, a Breganze, sulla superstrada pedemontana veneta, dove si è verificato un nuovo incidente stradale. Questa volta ad essere coinvolti sono un camion e un furgone, ma ci racconta tutto Vanessa Banzato, che si trova per noi sul posto a Breganze con la collaborazione tecnica di Andrea Benetti. Buongiorno Vanessa. Buongiorno a te Filippo, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ancora un incidente stradale in SPV, è successo questa mattina proprio all'altezza del casello di Breganze. Si sono scontrati un furgone e un camion, come hai detto poco fa anche tu. Pare che ci sia un sorpasso all'origine dello scontro del sinistro. Il furgone avrebbe tentato di superare il camion, poi per cause ancora da chiarire avrebbe perso il controllo e sarebbe andato a sbattere prima nella parte destra e quindi poi sarebbe stato sbalzato completamente, riuscendo per fortuna poi a non colpire altri veicoli. Il furgone è andato completamente distrutto, il conducente è rimasto ferito in maniera lieve. Per quanto riguarda il camion, è rimasto fermo invece a bordo strada per diverso tempo, ma il tir avrebbe riportato lievi danni. Quello che invece preoccupa è la frequenza degli incidenti stradali che soprattutto negli ultimi tempi si stanno verificando in pedemontana. Uno su tutti, la tragedia della settimana scorsa, dove proprio nella galleria di Malo lungo l'SPV hanno perso la vita Don Francesco Andreoli e Alberto Fioretto. Don Francesco aveva 37 anni, Alberto era un animatore del Grest di soli 16 anni, un dramma avvenuto proprio in un momento in cui i due stavano portando il gruppo Grest a Gardaland, una vera e propria tragedia provocata ancora una volta dall'alta velocità, dal non rispetto dei limiti imposti lungo l'SPV. Ricordiamo 110 km orari. Tra l'altro proprio per quanto riguarda Don Francesco e Alberto, questa sera alle 18:30 si terranno a Schio al Pala Romare i funerali congiunti di Don Francesco Salesiano e del giovanissimo, del sedicenne Alberto. Sono attese almeno 6.000 persone, ma senz'altro saranno molte di più, almeno anche se si considera il numero registrato durante la fiaccolata dell'altra sera, proprio in ricordo delle due giovani vite spezzate, quando a Schio arrivarono ben 10.000 persone. Quindi l'intera comunità di Schio, ma anche tantissimi amici, persone che conoscevano sia Don Francesco, legate anche al mondo dei salesiani e che conoscevano anche il giovane Alberto, hanno voluto essere presenti per portare un pensiero davvero forte e soprattutto per mantenere vivo il ricordo di questi due giovani uomini. Ieri nel pomeriggio si è aperta la camera ardente all'Istituto dei Salesiani, dove appunto era di stanza Don Francesco e all'interno del quale si svolgeva il Grest, che seguiva anche come animatore Alberto Fioretto, e quindi poi fino alle 18:30, quando stasera saremo anche noi a seguirli, ci saranno i funerali con un intero paese che si stringe nel lutto per queste due giovani vite spezzate, si lega davvero in maniera fortissima alle famiglie di Don Francesco e Alberto. Torniamo all'incidente di questa mattina, perché si diceva fortunatamente è andata bene, ma resta ancora sul piatto la questione dei limiti di velocità. Lo voglio ripetere ancora una volta, Filippo, che vengono davvero rispettati a stento, perché pare che mantenere i 110 km orari sia difficilissimo per chi si mette al volante delle automobili e non solo, mettendo a rischio la propria vita e mettendo a rischio anche la vita degli altri. Per il momento da Breganze, Filippo, è tutto, ti ricevo la linea.
Grazie a Vanessa Banzato, in collegamento in diretta da Breganze con Andrea Benetti. Quindi un nuovo incidente sulla superstrada pedemontana veneta a una settimana dal drammatico schianto in cui hanno perso la vita Don Francesco Andreoli e Alberto Fioretto. Come anticipava Vanessa, stasera Schio si prepara ad accogliere migliaia di persone per l'ultimo saluto. È tutta la comunità scledense a partecipare al lutto. Si prepara ad accogliere migliaia di persone per dare l'ultimo saluto a Don Francesco Andreoli e al giovane animatore Alberto Fioretto. Una solidarietà che ha coinvolto tutti per una tragedia che ha toccato la città intera, impegnata nell'organizzazione pianificata da comune, comunità salesiana, al Famila Basket, alle forze dell'ordine, alla protezione civile e ai diversi enti coinvolti, in vista della celebrazione delle esequie in programma domani alle ore 18:30 presso il Pala Romare, giorno in cui verrà dichiarato lutto cittadino. Domani Schio darà l'ultimo saluto a Alberto e Don Francesco. Il Pala Romare aprirà alle ore 17, abbiamo 5.000 posti a sedere tra l'interno e l'esterno, un maxi schermo e una diretta streaming. Sarà attivo un servizio navetta gratuito ogni 15 minuti dal Faber Box, lasciando le auto nei parcheggi di via Luzio e via Raffaello fino al Pala Romare. Ci sono anche i parcheggi della piscina comunale che chiuderà il pomeriggio e l'area verde Campagnola. Il personale di primo soccorso e l'assistenza per consentire a tutti di partecipare, e al termine delle esequie i feretri usciranno nel piazzale per permettere a tutti, anche chi è rimasto fuori, di poter vederli. E anche Rete Veneta vi permetterà di poter partecipare ai funerali che noi seguiremo in diretta sia nel corso del telegiornale di Bassano del Grappa che in quello di Vicenza. Lutto cittadino e chiesa gremita a San Stino di Livenza per l'ultimo saluto a Chiara Guerra, la 52enne uccisa a coltellate e poi buttata nel canale dal nipote di 17 anni l'11 giugno scorso. Numerosi giovani presenti alle esequie. Guerra era infatti insegnante di lettere nell'istituto comprensivo Rita Levi Montalcini. Grazie per aver creduto in ciascuno di noi per tutto il tempo che ci hai donato. La lettera scritta e letta in chiesa dagli alunni della seconda A. Ancora oggi facciamo fatica a credere che non entrerà più in classe. Ci ha insegnato che ogni giorno va vissuto con coraggio, rispetto e gratitudine, e oggi quelle parole risuonano tra di noi. Nette anche le parole del parroco Don Alberto Arcicasa. Questa storia ci insegna il rispetto della morte, specie quando avviene in questo modo. È una tragedia per tutti, non è un evento da cogliere per fare spettacolo. Rispetto che ha ribadito il parroco si deve anche a Roberto, fratello di Chiara e padre del 17enne, e alla sua famiglia, colpiti da un duplice dolore. Per la morte del campione di ciclismo Davide Rebellin, invece, l'appello si ferma. Perizia sul camionista colpito da ictus e che in primo grado fu condannato a 4 anni. Familiari risarciti con 800.000 euro. Il processo d'appello per la morte del campione di ciclismo Davide Rebellin si ferma in attesa di conoscere le reali condizioni di salute dell'imputato. Oggi la Corte d'Appello di Venezia ha infatti disposto una perizia medico-legale per stabilire se Wolfgang Ricke, il camionista tedesco di 62 anni colpito da un ictus, sia in grado di partecipare consapevolmente al processo. L'incarico è stato affidato al medico legale Antonello Cirnelli, che dovrà valutare la capacità dell'imputato di stare in giudizio e riferire le proprie conclusioni ai giudici. In primo grado il Tribunale di Vicenza aveva condannato Ricche a 4 anni di carcere per omicidio stradale aggravato dalla fuga. Il 30 novembre 2022 a Montebello Vicentino il camionista investì il campione di ciclismo di Lonigo mentre stava effettuando una svolta senza azionare le frecce. Dopo l'impatto si fermò, si avvicinò al corpo di Rebellin, ma invece di prestare soccorso ripartì, raggiungendo la Germania nel tentativo di sottrarsi alle proprie responsabilità. I familiari del campione sono già stati risarciti con 800.000 euro dalla compagnia assicuratrice del mezzo pesante, ma il procedimento penale resta aperto. La perizia rappresenta ora un passaggio decisivo. Solo dopo aver accertato se Ricche, che è difeso dall'avvocato Enrico Ambrosetti di Vicenza, sia processualmente capace, la Corte d'Appello veneziana potrà decidere se proseguire con il giudizio di secondo grado o adottare eventuali provvedimenti conseguenti.
E adesso ci spostiamo a Padova, dove 2 agenti della casa circondariale sono finiti all'ospedale dopo essere stati aggrediti da un detenuto. Si tratta del 6° episodio in un mese. Ancora un'aggressione nel carcere di Padova, ancora agenti della polizia penitenziaria che finiscono in ospedale. È successo alla casa circondariale, dove un detenuto ha aggredito 2 poliziotti impegnati nel servizio di sorveglianza nell'area passeggi. Entrambi sono stati trasportati al pronto soccorso. A denunciare l'accaduto è la FNS CISL Padova Rovigo, che parla di un'emergenza non più tollerabile. Con l'aggressione di ieri salgono infatti a 6 gli agenti rimasti vittime di gravi violenze all'interno dell'istituto dal 1° giugno di quest'anno. Secondo il sindacato, il carcere continua a fare i conti con una cronica carenza di personale, con condizioni di sicurezza sempre più critiche. Da qui la richiesta di misure immediate, il trasferimento del detenuto ritenuto responsabile dell'aggressione, una riduzione della popolazione carceraria e il rafforzamento dell'organico. La FNS CISL chiede infine un intervento urgente dell'amministrazione penitenziaria e delle autorità competenti, perché ogni ulteriore ritardo rischia di tradursi nell'ennesimo grave episodio che avrebbe potuto essere evitato. Rimaniamo a Padova per degli spari in via Saetta, nel quartiere Arcella, in stile stesa napoletana, usanza tipica della criminalità campana per rivendicare il controllo di una determinata zona. Un 22enne, già noto alle forze dell'ordine, è finito in manette. Spari nella notte all'Arcella a Padova. La polizia ha arrestato un padovano di 22 anni di seconda generazione al termine di un intervento scattato dopo la segnalazione di alcuni residenti. I cittadini avevano riferito di aver udito colpi di arma da fuoco in strada nella zona di via Saetta, sparati da un'auto. Sul posto sono quindi intervenuti le volanti della questura che hanno intercettato il veicolo in via Plebiscito. A bordo si trovavano 3 persone. Alla vista degli agenti, tutti sono scesi dall'auto dandosi alla fuga. Solo il 22enne è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti, mentre i 2 complici sono riusciti a scappare. Poco distante, in via Leonati, è stata rinvenuta l'auto dopo aver urtato il muro di un'abitazione. Durante i controlli, gli agenti hanno recuperato una pistola pronta a fare fuoco, oltre a un macete. La successiva perquisizione domiciliare a carico del giovane ha portato anche al sequestro di un'arma scacciacani con cartucce a salve. Il 22enne, già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona in materia di armi, è stato arrestato per porto abusivo di armi clandestine e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli agenti indagano anche per capire se l'episodio sia collegato all'aggressione avvenuta lunedì sera, sempre nel quartiere Arcella, dove un cittadino tunisino era stato aggredito e rapinato da un gruppo di persone, sembra a bordo di un'auto, che avevano esploso dei colpi a salve. Esprimo i miei complimenti e il mio ringraziamento alla Questura di Padova e alla Polizia di Stato per aver identificato e assicurato alla magistratura il 22enne. Si congratula così il sindaco di Padova Sergio Giordani, che spera ora che le indagini consentano di identificare anche i 2 complici. E rimaniamo nel quartiere Arcella di Padova per un altro episodio di violenza, un feroce accoltellamento avvenuto in via Dalmazia. È stato arrestato un 50enne senegalese, ci racconta tutto in diretta Valentina Visentin con Cristian Roque Allende. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno, un accoltellamento che arriva a 24 ore dai 2 episodi di violenza che avete appena sentito nel servizio realizzato da Marta Zatta, sempre qui nel quartiere Arcella, che è al centro insomma di questi episodi nell'ultimo periodo. Cosa è accaduto stamattina all'alba? Qui nel punto di via Dalmazia, vicino al parco Totem dove ci troviamo adesso, un 36enne tunisino è stato accoltellato, numerosi fendenti all'addome, alla schiena e al collo sferrati da un 50enne senegalese che è stato subito bloccato grazie all'intervento delle volanti della questura che sono arrivate qui sul posto, allertate da alcuni residenti che hanno sentito le urla del 36enne ferito. Con il senegalese pugnava ancora il coltello sporco di sangue e subito i poliziotti gli hanno intimato di lasciare l'arma, l'hanno intimato utilizzando il taser, quindi mostrando il taser. A questo punto il senegalese ha lasciato l'arma ed è stato così arrestato. Si tratta di un 50enne già aggravato da precedenti per rapina con il permesso di soggiorno scaduto, precedenti per spaccio e detenzione di armi, ed è stato subito arrestato. Irregolare anche il 36enne tunisino che è stato intubato e portato in ospedale dove è stato appunto curato, è in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Un episodio dunque che torna qui nel quartiere Arcella. Non esistono zone franche, ha detto il questore di Padova Marco Odorisio, che sul quartiere numerosi sono i controlli delle forze dell'ordine. Io vi lascio con le parole del questore e poi la linea può tornare allo studio.
Questa mattina presto, questo secondo episodio, sempre i cittadini ci hanno chiamato nella sala operativa, in meno di un minuto sono arrivate 2 volanti che già presidiavano lì la zona del quartiere Arcella. È stato trovato un uomo a terra sanguinante con un'altra persona armata di coltello. I poliziotti gli hanno intimato col protocollo del taser di lasciarlo cadere. Lui non ha opposto resistenza, quindi è stato bloccato. L'uomo soccorso in ospedale, è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ha riportato delle ferite d'arma da taglio sia al collo, all'addome, in condizioni gravi, e anche qua, ripeto, nell'immediatezza c'è stata una risposta. L'aggressore è un senegalese 50enne, la vittima un tunisino. Lo ribadisco, l'ho detto già ieri, queste sono risposte immediate dei dispositivi di prevenzione e controllo del territorio su Padova e provincia, e stanno a testimoniare il controllo sul territorio dello Stato, e soprattutto che non c'è spazio per chi ritiene di poter improntare il proprio agire a che cosa? Alla violenza e alla illegalità. Ci sarà dunque un incremento di forze di controllo nel territorio dell'Arcella, visti insomma questi episodi così frequenti e così ravvicinati, proprio per non lasciare zone franche? Tutto il territorio urbano, ma non solo, anche, ripeto, proprio con la prefettura, nell'ambito anche dei servizi di controllo coordinato del territorio, soprattutto in determinati periodi dell'anno, come può essere il periodo estivo. Quindi ci sono ulteriori, sensibilizzazioni di presenza, anche con dispositivi che vengono predisposti di volta in volta. All'Arcella già ci sono, è chiaro, li andremo ulteriormente, visti questi 2 episodi ravvicinati, a implementare ulteriormente. Una vicenda familiare dai contorni inquietanti nella Valle del Chiampo. Una donna anziana è stata denunciata con l'accusa di minaccia aggravata nei confronti del nipote di appena 9 anni. Tra suocera e nuora non mettere il bambino. È l'epilogo di un'indagine dei carabinieri della tenenza di Montecchio Maggiore, partita dalla denuncia per minaccia aggravata ai danni di un bimbo di 9 anni. A finire nei guai la nonna paterna del piccolo, una donna serba residente nella Valle del Chiampo, denunciata alla Procura della Repubblica di Vicenza. All'origine ci sono forti contrasti familiari tra la donna e la nuora, riacutizzatisi negli ultimi tempi. Così, approfittando della presenza del solo nipote in casa, l'anziana ha cercato di convincerlo ad assumere atteggiamenti ostili nei confronti della madre. Come? Per intimidirlo ha impugnato una penna usandola come oggetto idoneo all'offesa, costringendolo poi a pronunciare frasi denigratorie contro la madre, mentre registrava la scena con il proprio telefonino. Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno raccolto quelli che definiscono gravi elementi di responsabilità nei confronti della nonna e l'hanno denunciata per il reato di minaccia aggravata. Si è svolta la prima udienza dibattimentale nel processo in cui Barbara Mazzariola deve difendersi dall'accusa di omicidio volontario aggravato ai danni di Mauro Pereni. Nel tardo pomeriggio del 16 marzo del 2025 a Preganziol, Mauro Pereni fu accoltellato al cuore dalla donna nella casa che i due avrebbero condiviso in via Fratelli Bandiera. Nella chiamata che l'uomo effettuò alla centrale del SUEM dicendo che era stato accoltellato e di venirlo a prendere, si sente la 58enne dire in sottofondo «andate piano che deve morire», circostanza questa che ha impedito il rito abbreviato e che, se venisse confermata in aula, potrebbe costare alla donna l'ergastolo. Entrambi in quella giornata risulta avessero bevuto parecchio e non erano lucidi. Il 22 settembre si torna in aula quando sarà sentita la Mazzariola, difesa dall'avvocata Alessandra Nava. E ora ci spostiamo, andiamo in diretta a Vittorio Veneto, dove c'è stata una spaccata in una gioielleria, sono spariti diversi preziosi e i danni sono ingenti, ma ci racconta tutto in diretta Mirko Cavallin. Buongiorno Mirko.
Buongiorno Filippo, con Nicoletta Rizzetto alla parte tecnica. Ci troviamo all'interno della gioielleria Collodel a San Giacomo di Veglia, Vittorio Veneto. Questa notte un colpo, un blitz fulmineo, 4 minuti di orologio. Abbiamo potuto vedere le immagini della videosorveglianza interna che adesso devono essere consegnate ai carabinieri. Un comando di almeno 4 persone, forse 5, che ha colpito appunto nel giro di pochi minuti. Qui con me c'è il titolare Luca Collodel, che appunto l'ha saputo poi all'alba quando ha visto la notifica dal telefono. Blitz fulmineo, banda organizzatissima da quel che si capisce. Sì, almeno 4 persone che sono arrivate nell'arco di 4 minuti con attrezzature idonee, hanno aperto le saracinesche, hanno sfondato la porta, sono entrati, hanno fatto il bottino e se ne sono andati. Se ne sono andati con la macchina appunto parcheggiata qui fuori. Da quello che ci ha raccontato un vicino di casa qui sopra, svegliati appunto dal botto e poi dall'allarme, avevano un'arma per difendersi un po' particolare o per coprire la fuga. Hanno usato un estintore e con il fumo hanno cercato di annebbiare chi li riprendeva, come in questo caso i ragazzi qua sopra che cercavano di riprenderli col telefonino, e poi quando è arrivata anche la vigilanza hanno brandito questo estintore contro il ragazzo della vigilanza, impedendogli di vedere quello che stava accadendo. Danni per ciò che è stato rubato, oro, preziosi, anche argento, e danni per le strutture, perché la saracinesca è completamente divelta, la porta non c'è più. Sì, diciamo che i danni collaterali che hanno fatto su Saracinesca, sulle infrastrutture in generale, sono abbastanza ingenti. Chiaramente anche la merce non è merce che non costi niente in un'oreficeria, per cui è da valutare anche quella. Adesso pian pianino capiremo l'entità di questo danno. È verosimile, vista la velocità e la precisione con cui hanno agito, che il colpo sia stato preparato? Ma indubbiamente tutto fa pensare che siano gente professionista che fa questo di lavoro, quindi erano pronti a qualsiasi eventualità. Sul fatto stanno indagando i carabinieri di Vittorio Veneto, che sono arrivati poco dopo insieme alla sorveglianza, appunto già alle 3 di notte, ma la macchina poi si è dileguata verso nord, una vettura bianca, a quanto pare un Audi, con almeno 4, forse 5 persone a bordo, tutti incappucciati, poi scappati verosimilmente verso il casello autostradale di Vittorio Veneto Sud. È la prima volta, Luca, in 45 anni di attività? Sì, è la prima volta. Spero sia anche l'ultima. Ci si resta un po' male perché viene da piangere quasi. Esatto, pensando anche ai genitori che hanno fondato questa attività all'inizio degli anni '80. Allora, ringraziamo Luca Collodel per la testimonianza, augurandogli di ripristinare quanto prima i danni, perché qui appunto non c'è la porta e verosimilmente dovrei anche dormire qui. Adesso vediamo come ci si può organizzare. Ho degli amici che mi stanno aiutando per cercare di agevolarmi il più possibile per riuscire a completare almeno in parte i lavori e riuscire a chiudere almeno in parte il negozio, altrimenti staremo qui stanotte. Come è successo già purtroppo ad altri negozianti, proprio tra l'altro anche in questa zona. Grazie ancora a Luca Collodel, Nicoletta Rizzetto alla parte tecnica. Da Vittorio Veneto, San Giacomo di Veglia. È tutto, a te Filippo. E grazie a Mirko Cavallina per questo collegamento in diretta da Vittorio Veneto. Noi voltiamo pagina. Il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha firmato l'ordinanza che dichiara l'emergenza idrica regionale. Precipitazioni scarse e alte temperature. In Veneto mancano 2 miliardi e 400 milioni di metri cubi d'acqua. L'appello è quello di evitare tutti gli sprechi possibili di acqua, e poi c'è anche il tema degli invasi. Un
Un drastico calo delle precipitazioni e portate dei fiumi sensibilmente inferiori alle medie storiche. È di fronte a questo scenario che il presidente del Veneto, Alberto Stefani, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale sul fronte idrico, rivolgendo a tutti, enti, consorzi, comuni, privati, cittadini, l'appello a un uso dell'acqua il più parsimonioso possibile. Le precipitazioni delle ultime ore danno sollievo ma non risolvono il problema, come rileva Coldiretti. La regione parla di condizioni idrologiche e idrauliche anomale, con particolare riferimento al distretto del fiume Po e di rischio di risalita del cuneo salino. È una situazione critica, ovviamente un'ordinanza viene emessa anche e soprattutto alla luce della considerazione che abbiamo avuto una riduzione dei livelli pluviometrici importanti, dei livelli idrici importanti, c'è un rischio di risalita del cuneo salino per quanto riguarda il Po e ovviamente delle conseguenze negative che si potrebbero riverberare per quanto riguarda l'ambito agricolo. È necessario adottare questa ordinanza, dichiarare lo stato d'emergenza, è anche propedeutica ad eventuali interventi di carattere nazionale che possono permettere al nostro territorio di avere un maggiore afflusso di livelli idrometrici e quindi di acqua, anche e soprattutto per quanto riguarda il Po. Le percentuali parlano chiaro. Al 31 maggio l'anno idrologico ha segnato un meno 28%, manca dunque quasi un terzo dell'approvvigionamento d'acqua, pari a quasi 2 miliardi e 400 milioni di metri cubi. Il gran caldo della primavera ha fatto esaurire in anticipo le risorse legate agli accumuli di neve. Le portate di Piave, Brenta, Po e Adige perdono dal 21 al 23% e in sensibile calo è anche il lago di Garda. Da qui l'urgenza di evitare tutti gli sprechi possibili. Il primo input è per strutture regionali, Genio Civile, consorzi irrigui. Vanno sensibilizzati gli agricoltori e predisposti appositi piani di siccità, consapevoli che tra luglio e agosto la situazione rischia di aggravarsi. Un richiamo alla responsabilità anche ai gestori degli invasi idroelettrici e a quelli del servizio idrico integrato, così come ai comuni e di conseguenza ai cittadini. Tutti devono concorrere a evitare sperperi e utilizzi superflui. Lo sguardo della Regione è puntato su fontane a getto continuo e pozzi per uso domestico, rispetto ai quali si chiede l'avvio urgente di un tavolo di lavoro per aggiornarne il censimento e verificare il rispetto delle norme che li regolano. Dai sindaci c'è dunque da attendersi apposite ordinanze che contingentino annaffiature di orti e giardini, lavaggio auto, riempimento di piscine e vasche. Il mondo agricolo, dal canto suo, accoglie favorevolmente l'ordinanza di Stefani, ma invoca soluzioni infrastrutturali. E qui il Presidente della Giunta regionale deve lavorare, cioè procurare soldi, molti, a livello nazionale, a livello proprio nazionale, a livello del governo, per creare almeno 3, 4, 5 accaparatori di acqua, chiamiamoli invasi, ma il termine invaso fa paura, accumulatori di acqua, per evitare che situazioni come queste, che si ripeteranno, possano ancora capitare. Se iniziamo adesso avremmo le opere fra 3 anni. Necessità di cui Bond ha parlato nelle scorse ore anche al Ministero dell'Agricoltura, sottolineando che però non ci si salva da soli, e il Po ne è un esempio eclatante. Di fronte alla crisi idrica a monte hanno fatto scorte, lasciando all'asciutto il Veneto. E dopo la siccità, oltre alla siccità, arriva anche il maltempo in maniera piuttosto violenta. Sono giornate e ore di sopralluoghi, quelli per la conta dei danni provocati da ciò che è avvenuto le giornate scorse nel Vicentino. Sono stati oltre 50 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti. Piogge incessanti e forti raffiche di vento hanno messo in difficoltà gran parte della provincia di Vicenza già dalla tarda mattinata di martedì e in poche ore sono stati gestiti oltre una cinquantina di interventi dai vigili del fuoco tra alberi e rami caduti con disagi alla viabilità e allagamenti. Territorio colpito a macchia di leopardo con aree come Recoaro Terme, risultato tra i comuni più piovosi del Veneto. Abbiamo avuto anche il problema del peggioramento di quelle sono state le frane che abbiamo avuto il 17 aprile dello scorso anno. Ecco, purtroppo sono momenti scrosci d'acqua fortissimi e nella realtà montana veramente diventa problematico. E ecco, ci auguriamo che questo almeno si possa avere un ritorno economico da parte del Ministero, come è stato chiesto ancora recentemente, per sistemare, mettere in sicurezza la viabilità ancora danneggiata lo scorso anno. Grido d'allarme che viene lanciato anche dal sindaco di Malo alle prese con i sopralluoghi del giorno dopo, territorio colpito da frane e dissesti sistemati anche grazie all'aiuto dei volontari. Ogni volta che c'è un bollino arancio o rosso noi viviamo con l'angoscia. Viviamo con l'angoscia perché non si capisce che bisogna stanziare risorse
per la messa in sicurezza, per intervenire con azioni preventive rispetto che intervenire in emergenza. Interventi anche a Brogliano, Cornedo, Valdagno e Chiampo per la caduta di alberi, grandine nella zona collinare di Isola Vicentina e allagamenti causati dall'intensità del fenomeno atmosferico e rientrati dopo poche ore. Nella parte invece di Isola abbiamo avuto degli allagamenti dovuti soprattutto alla rete dello smaltimento delle acque meteoriche stradale, che non è riuscita a sostenere quel quantitativo di acqua che è caduto in breve tempo. E tra poco torneremo a occuparci dei danni provocati dal maltempo in altre località della nostra regione, ma prima ci colleghiamo in diretta con Chioggia per una tragedia in via Domenico Schiavo 11, dove una donna di 64 anni è stata trovata senza vita all'interno della propria abitazione, sommersa da quintali di rifiuti. La vittima viveva da sola, ci racconta tutto Anna Maria Parisi, che si trova per noi sul posto con Sandro Ponchio. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno Filippo. Ornella Checchetto, che avrebbe compiuto 64 anni a breve, il prossimo agosto, abitava qui al condominio ed era di via Domenico Schiavo, come hai detto bene tu Filippo, all'ultimo piano, nella terrazzina che adesso con le immagini di Sandro Ponchio stiamo vedendo. Ora la cui finestra, il cui balcone è stato aperto ieri dai vigili del fuoco. È stata trovata morta, letteralmente sepolta sotto accumuli e cumuli di immondizia che la donna accumulava perché pensava che qualsiasi cosa potesse essere di valore per lei. L'allarme è stato lanciato da alcuni condomini ieri mattina, poco prima delle 7, dagli addetti alle pulizie, allertati dall'odore molto acre e forte che arriva anche a noi adesso, provenire proprio dal suo appartamento, e soprattutto il fatto inquietante dal liquido che usciva dalla porta di ingresso. Quindi subito l'intervento con i vigili del fuoco. Non era una signora seguita dai servizi sociali. Abbiamo sentito poco fa il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, che si è detto sorpreso di questa terribile e tragica storia, perché la signora non era seguita, ripeto, dai servizi sociali. Originaria di Mirano, ora si dovrà capire per liberare l'appartamento, che è ancora chiuso, però con il portone di ingresso rimasto aperto e lasciato aperto volutamente dai condomini, perché ci sia il ricambio d'aria, appartamento che adesso va liberato. Qui accanto a me il camion della ditta che era arrivata per la disinfestazione, ma visto lo scenario agghiacciante che ha trovato all'ultimo piano, ha deciso di non intervenire in quanto impossibilitata dal farlo. Ora con il sindaco Armelao si sta cercando di capire come intervenire, se chiamare nuovamente addirittura il nucleo batteriologico dei vigili del fuoco di Mestre, intervenuti anche loro ieri sera con attrezzature speciali per poter accedere all'appartamento. Una situazione davvero triste e inquietante al tempo stesso, che riporta in primo piano il dramma della solitudine. E da Chioggia è tutto. Filippo, ti restituisco la linea per la parte tecnica, con la parte tecnica di Sandro Ponchio. Grazie ad Anna Maria Parisi, in collegamento in diretta da Chioggia. Noi riprendiamo ad occuparci dei danni provocati dall'ultima ondata di maltempo che ha colpito il Veneto. Adesso andiamo a Bassano del Grappa, dove ci sono registrati dei problemi al cantiere del Tempio Ossario e paura per il rischio di caduta del ponteggio di 30 metri che ricopre la facciata.
Questa volta non è stata la pioggia a far paura, ma le fortissime raffiche di vento che hanno sferzato l'intera area pedemontana, da Marostica a Bassano fino a Romano de Zelino, ma anche l'altopiano di Asiago. Il maltempo era annunciato, poi è arrivata l'allerta arancione della Regione Veneto con l'apertura dei COC, i centri operativi comunali, allerta rossa sulle prealpi, compreso l'altopiano. A Bassano ha riportato danni il cantiere del Tempio Ossario. Per qualche ora si è temuto il peggio. La paura era che le forti raffiche di vento potessero far crollare il grande ponteggio che ricopre la facciata, una struttura alta circa 30 metri montata per i lavori di restauro. Ieri le raffiche di vento erano fortissime, chiaro che questo ponteggio dalle dimensioni e dalle altezze molto elevate destava ovviamente qualche preoccupazione. I ponteggi sono ovviamente giustamente e correttamente ancorati, il telo che c'è è un telo antipolvere, quindi non dovrebbe fare l'effetto vela, diverso è le recinzioni che erano sottostanti, che invece molto probabilmente lì l'aria si è insaccata e ha creato questo effetto che poi ha distrutto le recinzioni. Le recinzioni del cantiere sono finite a terra, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia locale. Oggi gli operai erano già al lavoro per sistemarle. Per ragioni di sicurezza, ieri sera a Marostica è stato annullato l'atteso concerto del gruppo Il Volo. A Bassano cancellato l'evento Bassano sotto le stelle. Sopralluoghi oggi nelle aree verdi della città, in particolare in Parco Ragazzi del 99, dove stasera sono attese 8.000 persone per il concerto di Rod Stewart. E questa mattina i tecnici comunali stanno facendo il giro di tutti i parchi in nostra gestione per andare a vedere i danni che ci sono, se ci sono stati schianti di alberi. La situazione sembra essere sotto controllo. Sono stati 64 in tutto gli interventi dei Vigili del Fuoco nella provincia di Vicenza. Abbiamo visto la situazione in particolare adesso a Bassano del Grappa. 105 sono stati gli interventi a Treviso, ma la provincia più colpita con più interventi è quella di Venezia, con ben 200 chiamati ai Vigili del Fuoco. Pioggia e vento forte che hanno creato disagi al traffico e ai trasporti, con parecchi interventi di rimozione di alberi caduti e allagamenti. Oltre 200 richieste di intervento ai Vigili del Fuoco in poche ore. Alle 22 ancora 70 operazioni in coda, concentrate principalmente sulla rimozione di alberi e rami caduti, prosciugamento di locali allagati e messa in sicurezza di strutture danneggiate. Pioggia e raffiche di vento che hanno provocato disagi alla circolazione e ai trasporti, blackout e numerosi danni. È il bilancio del maltempo delle scorse ore che si è abbattuto con forza nel Veneziano e in tutto il Veneto orientale. A Mestre numerose cadute di alberi e pali della rete elettrica con conseguenti interruzioni di corrente in diverse zone, blackout e sbalzi di tensione che hanno interessato anche l'aeroporto Marco Polo, dove ha causato il maltempo ritardi e cancellazioni. Una ventina di voli ha subito disagi, con alcuni arrivi dirottati sugli scali di Trieste, Milano e Roma. Alcuni garage hanno avuto un po' di acqua all'interno e qualche albero e ramo caduto, uno in particolare in Viale San Marco ha interrotto per un attimo la circolazione tranviaria, ma subito risolta. In città metropolitana altri episodi simili, qualche albero caduto, per fortuna senza nessun danno per cose o persone, subito rimosso dalla protezione civile, dai Vigili del Fuoco e dal dispositivo di sicurezza. Quindi aver allertato la macchina in tempo e aver avuto subito le antenne dritte ha consentito di essere molto operativi e reattivi. In vista dell'allerta arancione, infatti, il prefetto di Venezia D'Arcopellos aveva convocato il centro coordinamento soccorsi, riunendo i rappresentanti dei comuni della città metropolitana, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine, Capitaneria di Porto e SUEM 118. Al termine della riunione aveva invitato i sindaci ad attivare i COC e a predisporre tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza della popolazione. Lungo l'autostrada 4 nel territorio di Mira un'auto è finita contro il guardrail a causa del fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia. Nel Miranese si sono registrati ram sulla carreggiata a Spinea.
alberi caduti. Quello che ha creato più disagi è l'albero una parte di un albero che ha ceduto in Viale Sanremo, che ha bloccato la careggiata e quindi anche il passaggio dei mezzi, che è stato liberato. Hanno visto che il sottopasso di Via Luneo, che normalmente si riempie d'acqua, era pieno d'acqua, hanno pulito le caditoie, pulito tutto e il sistema di autosvuotamento poi ha svuotato il sottopasso, mentre è rimasto con dell'acqua il sottopasso ciclabile pedonale che c'è in Via dell'Unità. Particolarmente colpita anche l'area di Chioggia e del litorale sud. Le precipitazioni intense e il vento hanno provocato allagamenti delle strade, tensostrutture divelte e interruzioni dell'elettricità in centro storico in alcune frazioni. Le spiagge sono state sferzate dal vento. C'erano delle cose che volavano nell'aria, poi abbiamo visto i residui sulle strade della nostra città. Purtroppo questo maltempo ha causato diverse cadute di alberi, di arbusti, anche la città metropolitana è intervenuta per far tagliare un pino marittimo che era caduto all'interno e fuoriuscivano appunto dei rami anche della ragioneria, della scuola di ragioneria che c'è a Borgo San Giovanni. Quindi un grazie veramente ai vigili del fuoco che hanno coordinato tutte queste richieste ed emergenze, i volontari della protezione civile che sono intervenuti dove i vigili del fuoco avevano necessità. Ed ora la politica, dai rapporti con la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla battaglia sulle preferenze nella proposta di legge elettorale. Sono tanti i temi che Roberto Vannacci ha toccato a Spresiano nel corso di una cena con circa 200 imprenditori. Così ha risposto alle domande di Lucio Zanato. Voglio proporre nuovo ossigeno per le piccole e medie imprese che sono il tessuto più importante del nostro sistema economico. Le piccole e medie imprese rappresentano il 96% del nostro tessuto economico, sono quelle realtà che creano ricchezza, che creano lavoro, che creano benessere. Dobbiamo scatenare la loro passione, la loro capacità di lavorare, togliere la burocrazia, togliere i legacci dell'Europa e rifare partire questa nazione e questa regione che è una delle più operose d'Italia. Ecco, in questa regione oggi c'è lei, ma c'è anche la Premier Meloni. Sembra che voi siate distanti eppure siete vicini perché siete dalla stessa parte. Perché non riuscite a dialogare? Presidente Meloni ha il mio numero di telefono, mi chiami e dialoghiamo, non ho mai avuto problemi. Ecco, parlando di dialogo, secondo lei si riuscirà ad arrivare a un tema legato alle preferenze? Lei è d'accordo, però sembra che non si arrivi a capo di nulla giù a Roma. Ma perché probabilmente nessuno ci vuole mettere la faccia. Futuro Nazionale sta portando avanti una lotta sulle preferenze perché siamo convinti che dobbiamo restituire la sovranità al popolo e la dignità al Parlamento. Nessuno degli altri partiti della politica tradizionale vuole le preferenze e questa è la politica che ha consentito poi di sistemare sugli scranni del Parlamento le mogli, i fratelli, i faccendieri, gli igienisti e magari anche qualche editore. Allora usciamo dalla casta, riapproviamo queste preferenze, l'ho già detto al Presidente del Consiglio, si raduni i suoi capigruppo, proibisca il voto segreto, andiamo a votare per le preferenze e facciamo in modo di restituire la sovranità al popolo e la dignità al Parlamento. Lei è qui in quello che molti giornali definiscono lo Zaia-stan, cioè praticamente lo stato di Zaia. E con che proposta alternativa per riuscire così ad avere qualche preferenza in più di qua? Ma io intanto non chiedo permesso a nessuno, non l'ho mai fatto nella mia vita, sono qua a portare le mie proposte, lui porti avanti le sue e poi vedremo chi vince. Il suo disegno di Stato quanto influisce nella sua formazione militare? Ma influisce tantissimo. Io ho servito in armi la patria, ho giurato fedeltà alla patria e alla Costituzione ed è con lo stesso spirito che affronto la vita politica. Non solo, ho fatto questa scelta per le mie figlie, perché voglio dar loro un futuro migliore e dandolo a loro lo voglio dare a tutti i giovani italiani. Cosa risponde a chi dice che lei è un estremista di destra? Che mi trovi nel programma del mio partito una proposta estremista. Quale sarebbe il supporto alla famiglia naturale, padre, madre e figli? Quale sarebbe il fatto che in Italia io voglio che vivano gli italiani e che in Francia debbano vivere i francesi e che in Algeria debbano vivere gli algerini? E questa è la proposta estremista? Oppure è più estremista magari la proposta di qualcun altro che vorrebbe aprire le frontiere a tutti i disperati della terra e avere qualcuno che qua ci imponga la loro cultura e la loro civiltà? Oppure è più estremista magari la proposta di qualcun altro che vorrebbe le minoranze sopraffare quella che è la maggioranza e avere magari dei diritti diversi, no? Perché io conosco i diritti della persona, non i diritti degli uomini, delle donne
persone o di chi ha un orientamento sessuale diverso. Allora parliamo di estremismo e vediamo effettivamente quelle che sono le proposte estremiste. Per ultimo parliamo di giovani. L'Associazione Nazionale Alpini in questi giorni sta facendo i campi scuola, un modo per cercare di formare i giovani alla protezione civile, ma non solo. Secondo lei dovrebbe essere preso ad esempio e assoldato dallo Stato come è stato per la protezione civile durante e dopo il terremoto del 76? No, io sono convinto che questa iniziativa sia un'iniziativa positiva perché coinvolge i giovani in un'attività che infonde loro il senso del dovere, del sacrificio, che esiste un bene comune che è superiore a quello che può essere l'egoismo individuale. Io ho fatto una proposta che è un pochettino diversa ma che va nella stessa direzione. Perché se non si ritorna a consentire il lavoro volontario a 14 anni, come lo era quando eravamo giovani, in modo tale che un ragazzo a 14 anni possa per esempio dare una mano all'attività dei propri genitori in bottega, in un bar, in un ristorante, se lo vuole, senza toccare nulla dell'obbligo scolastico. E questa è un'altra proposta che va nel senso di avvicinare i giovani al mondo del lavoro, ma anche al mondo del servizio per la patria, perché ricordiamoci che l'Italia è una repubblica fondata proprio sul lavoro. Questo dunque Roberto Vannacci a Spresiano, ma a Padova nel frattempo si svolgeva il congresso nazionale della UIL, dove era ospite la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha parlato di costo del lavoro, contrattazione di qualità e energia nucleare, ma anche di infortuni mortali di fronte ai quali, ha detto, siamo tutti sconfitti. Di quale dignità parliamo se ancora oggi più di 1000 persone all'anno non tornano a casa dal lavoro? Oltre 1000 volte l'anno sono le volte in cui noi siamo stati tutti sconfitti. Anche su questo abbiamo cercato di fare la nostra parte, abbiamo aumentato le risorse, abbiamo aumentato gli ispettori, non sono mai sufficienti, ma abbiamo fatto uno sforzo importante da questo punto di vista e oggi lo Stato è dentro i luoghi di lavoro come non si vedeva da tempo. Solo nel 2024 gli accessi ispettivi congiunti dell'Ispettorato, dell'INPS, dell'INAIL e dell'Arma dei Carabinieri hanno superato quota 158.000 e se in quasi 2 ispezioni su 3 salta fuori un'irregolarità, significa che quei controlli non si fanno a caso. Tolleranza zero contro i caporali e sono molto d'accordo contro le organizzazioni criminali che si nascondono troppo spesso dietro quei caporali e speculano sulla pelle delle persone. Con il decreto lavoro che pochi giorni fa il Parlamento ha convertito in legge, noi abbiamo fissato nero su bianco un principio che in Italia non era mai stato riconosciuto, e cioè che la contrattazione collettiva, la contrattazione di qualità, è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione per far crescere le tutele, difendere i diritti, rafforzare le retribuzioni dei lavoratori. Ed è una scelta di campo, perché per la prima volta lo Stato afferma che la dignità di uno stipendio passa dalla qualità del contratto e non semplicemente da una cifra stabilita a tavolino, magari calata dall'alto dallo Stato, da parte dello Stato stesso. Un sistema, quello per capirci, basato sul salario minimo, che rischia di sottrarre tutele ai lavoratori invece di aggiungerne, perché al netto della propaganda questa sembra essere la realtà. Dove il salario minimo è stato sperimentato, ad esempio in Puglia, la condizione di quei lavoratori è peggiorata. Perché? Lo avevamo previsto, banalmente perché il rischio che il salario minimo orario diventasse un parametro sostitutivo e non aggiuntivo era un rischio reale. E a Padova si svolgeva anche un convegno della CGIL del Veneto dedicato al tema dello sfruttamento lavorativo. Ospite il segretario nazionale Maurizio Landini. Operai che lavorano sotto il sole, che si cambiano in strada, il caporalato nelle campagne, i rider piegati dall'algoritmo, lo sfruttamento lavorativo a 1000 facce non risparmia nessun settore, dalla logistica all'agricoltura all'edilizia, denuncia la CGIL Veneto. A Padova, durante il convegno dedicato al lavoro svenduto, l'intervento del segretario nazionale Maurizio Landini. È un modello che va contrastato perché è fondato sullo sfruttamento e soprattutto sulla logica dell'appalto, del subappalto, del massimo ribasso e quindi dello sfruttamento del caporalato, e non è una cosa che sta riguardando un settore, sta riguardando tutti i settori trasversalmente e c'è bisogno di intervenire radicalmente. Noi tra l'altro abbiamo lanciato una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare
che chiede proprio di mettere mano a questa logica degli appalti. E il primo punto di fondo è la responsabilità del cosiddetto committente. Per tutelare i lavoratori dell'agricoltura, questa è la proposta della CGIL. Noi stiamo chiedendo anche che venga introdotto, come esiste già in edilizia, anche un indicatore. Se io ho un ettaro di terreno, so che in quell'ettaro di terreno ho una determinata produzione e chiunque sa che per raccogliere quella determinata produzione serve un certo numero di ore di lavoro. E quando vai a scoprire che le ore di lavoro sono un decimo di quelle che realmente ti servivano, vuol dire che il 90% l'hai fatto in nero. Veneto, ex locomotiva d'Italia, continua CGIL, dove il profitto è stato anteposto ai lavoratori. La ex locomotiva d'Italia, perché stiamo rallentando, è invece purtroppo un luogo dove il costo del lavoro è stato visto come quello che si poteva ridurre per far profitti, e mentre si è puntato meno sugli investimenti. Questo però porta di fatto a fenomeni di sfruttamento e di dumping. Landini è ospite anche del Congresso Nazionale della UIL, dove interverrà durante la 3 giorni, prima però ascolterà con attenzione il discorso della Premier Giorgia Meloni. Assieme a CISL UIL abbiamo definito una piattaforma unitaria proprio sul terreno della rappresentanza, e l'obiettivo in modo molto esplicito di questa nostra piattaforma, vogliamo fare un accordo con tutte le parti datoriali e cancellare i contratti pirata, e proprio affermare che i contratti che sono validi sono quelli firmati da chi è rappresentativo, e noi siamo pronti a farci misurare la rappresentanza, vuol dire quanti iscritti hai e quanti voti prendi nelle elezioni dell'RSU, e stiamo chiedendo di estendere le elezioni degli RSU e dei rappresentanti della sicurezza in tutte le imprese. Dire che il modello veneto si fonda sullo sfruttamento significa insultare centinaia di migliaia di imprenditori e milioni di lavoratori che con sacrificio, serietà e spirito di comunità hanno costruito una delle economie più dinamiche d'Europa. Così il vicepresidente della Regione Veneto e assessore al lavoro Luca Spavanetto ha replicato alle dichiarazioni del segretario della CGIL Maurizio Landini. Le sue parole per Pavanetto sono l'ennesima caricatura ideologica di un Veneto che evidentemente non conosce o peggio finge di non conoscere. E allora torniamo a quanto detto dalla Premier Giorgia Meloni a Padova al Congresso Nazionale della UIL, a partire dagli incentivi pubblici. Per anni lo Stato ha distribuito soldi a pioggia a tutti, anche a chi delocalizzava, a chi non rispettava le regole sulla sicurezza. Noi abbiamo anche qui con coraggio scelto di dire basta, perché i soldi che lo Stato distribuisce non sono soldi suoi. Sono i soldi che raccoglie dalle tasse e dai sacrifici dei lavoratori di questa nazione, e vanno spesi con equità, con responsabilità e con l'obiettivo di migliorare la condizione di vita delle persone. Nel mercato del lavoro questo significa che quelle risorse devono essere destinate a chi applica contratti giusti e rispetta i diritti dei lavoratori. E tutto questo ci consente ovviamente anche di combattere quei contratti pirata che applicano condizioni sfavorevoli, quando non addirittura umilianti. Anche questa è una vittoria che dobbiamo considerare di tutti, dello Stato, dei lavoratori, delle imprese, dei datori di lavoro che fanno il proprio mestiere rispettando la legge, che sono anch'essi vittima di chi applica dumping contrattuale e salariale. Principi di buonsenso che però siamo stati i primi a introdurre e che hanno l'ambizione di rendere il nostro mercato del lavoro, oltre che più dinamico, come dimostrano i dati registrati in questi anni, anche più giusto. E un altro tema affrontato da Giorgia Meloni ieri a Padova riguarda il piano casa. Ci siamo voluti occupare non solamente di rimettere a disposizione delle famiglie più fragili circa 60.000 case popolari che esistono, però non si possono assegnare perché non sono a norma, ma ci siamo voluti occupare anche di quella zona grigia fatta di tantissimi italiani, giovani coppie, studenti, lavoratori fuori sede, precari per l'appunto, famiglie monoreddito, persone con disabilità, cioè persone che si impegnano, che lavorano, che pagano le tasse, che contribuiscono al benessere della nostra nazione, che però sono troppo ricche, passatemi il termine, per accedere a una casa popolare e contemporaneamente troppo povere per poter fare fronte alle richieste sempre più alte del mercato immobiliare. Io penso che uno Stato giusto non debba lasciare queste persone in un limbo, penso che non debba trattarle come fantasmi.
E proprio a proposito di casa, il comune di Cortina d'Ampezzo ha disposto lo sfratto di una famiglia ucraina che da 3 anni vive in un alloggio comunale destinato inizialmente all'accoglienza dei profughi, una decisione che l'amministrazione ha definito dolorosa ma necessaria per destinare gli appartamenti ai lavoratori dei servizi pubblici. 7 giorni per lasciare l'alloggio comunale dell'ex convento dei frati francescani è il termine fissato dal comune di Cortina a una famiglia ucraina composta da 2 genitori e 2 figli minori arrivata in Italia dopo lo scoppio della guerra, uscita dal sistema di accoglienza dopo che i 2 adulti hanno trovato lavoro stabile. Si tratta dell'ultimo nucleo familiare presente alla Casa dei Frati perché le altre famiglie hanno già rilasciato spontaneamente tutti gli alloggi trovando altra sistemazione. È una scelta meditata, una scelta sofferta umanamente, ovviamente, perché ci rendiamo conto della situazione. Al tempo stesso preme però evidenziare che come amministratore io gestisco il bene pubblico e quindi l'immobile era occupato senza un titolo, erano venuti meno i presupposti che inizialmente mi hanno legittimato l'occupazione e quindi necessariamente abbiamo dovuto procedere in questo modo. La notizia ha riacceso il tema dell'emergenza abitativa a Cortina, problema di lunga data ben presente all'amministrazione comunale che sta cercando di intervenire. Trovare casa a Cortina è difficile anche perché tendenzialmente i proprietari preferiscono locarla per periodi brevi, questo ovviamente rende più difficile il reperire appartamenti. A questo si aggiunge poi ovviamente i costi. Il Comune non è rimasto alla finestra e ha attivato tutti i canali possibili per rendere disponibili nuovi alloggi. Usciranno a breve 2 bandi per i nostri residenti per 9 appartamenti di nuova realizzazione che sono quelli che noi definiamo all'interno dell'immobile ex panificio comunale in pieno centro a Cortina e ritengo allo Stato altri 3 o 4 appartamenti ovviamente, quindi complessivamente dovrebbero essere almeno 10 che verranno messi attraverso le procedure di evidenza pubblica a disposizione dei nostri concittadini. Restano nella disponibilità gli appartamenti alla Casa dei Frati destinati al personale dell'azienda speciale alla persona partecipata del Comune che necessita di alloggi per i propri dipendenti. Uscirà anche un bando rivolto ai dipendenti del Comune di Cortina mettendo a disposizione degli spazi o ad uso foresteria o alloggio di servizio. Da Cortina torniamo un'ultima volta a Padova per altri 2 temi importanti che sono stati trattati da Giorgia Meloni nel corso del Congresso Nazionale della UIL e riguardano l'energia nucleare e l'intelligenza artificiale. Il futuro del nostro continente non è la desertificazione industriale, non è la dipendenza strategica dai nostri avversari sistemici, non è l'irrilevanza economica e quindi inevitabilmente anche politica. L'Europa può e deve guidare il cambiamento partendo da 3 ambiti decisivi che sono energia, ambito sul quale, come avete visto, molto ci battiamo, abbiamo anche fatto alcuni importanti passi in avanti, diversificare le fonti, diversificare le tecnologie per renderci il più possibile autonomi e anche il nucleare risponde a questa necessità, perché con la riapertura della tecnologia del nucleare, chiaramente pulito, i piccoli reattori di nuova generazione, noi possiamo ottenere 2 obiettivi, che è l'obiettivo di rendere più competitive le nostre imprese. È chiaro che con il costo dell'energia di oggi i nostri lavoratori, le nostre imprese non competono ad armi pari. E l'autonomia. Noi abbiamo già visto quanto sia pericoloso dipendere da scenari che non puoi controllare, da attori che non puoi controllare. L'intelligenza artificiale è destinata a diventare uno dei principali motori della produttività e della crescita. Però proprio per questo, anche per questo, io penso che sarebbe un errore considerarla solamente una straordinaria opportunità tecnologica. Noi ci troviamo di fronte a uno strumento che è capace di sostituire alcune delle funzioni più proprie dell'essere umano. La produzione della conoscenza, la capacità di decidere, la creazione di contenuti. Se la politica, se i corpi intermedi, se chi ha responsabilità in questa nazione e non solo in questa nazione decide di sottovalutare le responsabilità che ha di fronte a una rivoluzione di questa portata, di fatto rinuncerebbe a governare e accetterebbe di rischiare di finire per essere governato.
Per questo la tracciabilità, battaglia che stiamo conducendo, la tracciabilità e la trasparenza dei contenuti generati dall'intelligenza artificiale non sono un tema tecnico, sono una condizione per la tenuta delle nostre democrazie. Voltiamo pagina e parliamo delle fusioni di comuni che riguardano un numero sempre maggiore di enti nella nostra regione. Non solo, qualche mese fa nel Vicentino è nata la nuova amministrazione di Castignero Nanto e altri iter sono già stati aperti. Abbiamo sondato alcuni pareri dei sindaci dell'area pedemontana. Castelcuco e Cavaso del Tomba in provincia di Treviso, Granze e Sant'Elena d'Este nel Padovano, Bressanvido, Quinto e Bolzano Vicentino sono i comuni che hanno avviato ufficialmente la procedura per la fusione. L'assessore regionale agli enti locali Marco Zecchinato spinge per portare da 559 a 500 il totale dei municipi. In Veneto un quarto dei comuni ha meno di 3.000 abitanti, una quarantina sono sotto i 1.000. Tra i primi cittadini della pedemontana del Grappa gli orientamenti sono variegati. Attualmente noi siamo quasi 6.000 abitanti e per il momento non abbiamo nessuna intenzione di fusione con altri comuni, cosa che invece pensiamo sempre di portare avanti, invece mettere insieme eventualmente uffici ed andare in associazioni con altri comuni per determinati aspetti, ma per il momento fusione noi non abbiamo ancora parlato, è ancora prematuro. Sempre di più le risorse vengono meno e quindi spesso le fusioni sono necessarie proprio per cercare di garantire un servizio al cittadino quando, lo sappiamo, oltre alle risorse a volte sono anche i dipendenti comunali a essere sempre più difficili da reperire. A Pieve del Grappa, uno dei primi comuni veneti nati da fusione, il percorso era nato già da basi condivise. Io sono sempre dell'idea che è giusto portare avanti questa possibilità per i cittadini di poter decidere e scegliersi se fondersi prima che magari arrivi da obbligo. C'è chi guarda anche ad altre forme di collaborazione e non chiude le porte alle ipotesi di fusione, magari prima per scelta che per obbligo. Lavorare in rete, lavorare in collaborazione tra i vari comuni ora come ora sta portando grandi risultati. È vero che le fusioni sicuramente portano vantaggio alle comunità, portano vantaggio ai servizi anche che i comuni possono erogare. Se arriverà un giorno mai che lo Stato centrale ci obbligherà ad arrivare a un numero minimo, là sicuramente la cittadinanza sarà, la cosa verrà quindi subita, quindi è meglio anticipare i tempi e cominciare sicuramente a parlarne. E sulle fusioni dei comuni in Veneto noi ci fermiamo per un istante, Focus TG ritorna tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG, andiamo a Venezia dove in occasione della festa del Redentore i centri sociali hanno annunciato una manifestazione contro la presenza dello yacht da $500 miliardi dell'ambasciatore statunitense nella laguna di Venezia per la festa del 18 luglio. È prevista una manifestazione di protesta il 17 in Campo San Zaccaria. I centri sociali annunciano una manifestazione contro la presenza a Venezia dell'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tillman Fertitta. L'iniziativa, intitolata Venezia non si usa, è prevista per venerdì 17 luglio alla vigilia della festa del Redentore. Protesta organizzata, infatti, in concomitanza dell'arrivo in laguna dello yacht di Fertitta, imbarcazione da $500 miliardi, 117 metri di lunghezza e circa 30 di altezza, impegnata nel tour Freedom Coastal Diplomacy, iniziativa con cui l'ambasciatore sta circumnavigando l'Italia per celebrare il 250° anniversario dell'indipendenza americana. Il ritrovo dei manifestanti è fissato per le ore 18 in Campo San Zaccaria. In una nota gli attivisti del centro sociale Morion spiegano le ragioni della mobilitazione sostenendo che l'arroganza dell'ambasciatore non riguarda solo Venezia ma è una diretta emanazione della politica trumpiana. Secondo gli organizzatori la scelta di visitare la città proprio durante il Redentore rappresenterebbe un ulteriore esempio dell'utilizzo di Venezia come palcoscenico da parte di grandi personalità internazionali. Ancora una volta Venezia, dicono, si ritrova ostaggio di un multimiliardario che pretende di utilizzare la città come vuole, si legge nella nota, che definisce il Redentore una festa importantissima per veneziane e veneziani già minacciata dalla turistificazione.
Invece a Romano De Zerino c'è un'altra polemica in Consiglio Comunale. Si è parlato di una palestra per addestrare i giovani alle armi ed è intervenuto personalmente il sindaco Simone Bontorin. In risposta al fatto che il nostro sia un paese insicuro e che si spendano soldi su scuole e in palestre, in attività sportive in eccesso, che noi continueremo come amministrazione a spendere soldi per investire sulle nostre scuole, sulle nostre palestre. Il nostro consigliere ha detto anche fossero anche palestre per l'addestramento dei nostri ragazzi e l'utilizzo delle armi. È evidentemente una frase forte da contestualizzare in quel contesto, ma che comunque io non avrei utilizzato, da quale quindi si tratta di un pensiero personale del nostro consigliere. Così con il consigliere Lorenzato siamo d'accordo che noi non condividiamo questa sua affermazione. Una palestra che possa formare i giovani all'uso delle armi. Questa è la proposta, tra virgolette, del consigliere comunale di maggioranza Giampaolo Lorenzato durante la seduta straordinaria del Consiglio Comunale di martedì sera a Romano De Zerino. Addirittura avrebbe aggiunto sostituirebbe i bonus per l'istruzione e per le caldaie con un ipotetico bonus armi, indipendentemente dall'emergenza sicurezza o meno. Parole che hanno destato subito scalpore, dalle quali il sindaco Simone Bontorin e l'amministrazione hanno preso le distanze. Si tratta, come dicevo poco fa, di una iperbole e anche di un qualcosa che è da contestualizzare in quel momento e che sicuramente è stato estremizzato proprio per dare contro a una impressione che il nostro comune fosse un comune sperperone e che non si curasse della sicurezza dei cittadini. È evidente che non lo faremo mai perché il bonus istruzione è un bonus al merito, il bonus armi è un qualcosa che va anche contro la mia indole personale e l'indole di tutta la nostra cittadinanza. Un linguaggio che non appartiene alla maggioranza, all'amministrazione comunale di Romano, come non appartiene e non dovrebbe appartenere alla politica italiana nel suo complesso. E da Romano De Zerino ci spostiamo immediatamente in diretta a Belluno, dove si sono conclusi i lavori di realizzazione del nuovo palazzetto dello sport dedicato alla scherma e all'atletica in generale. Il taglio del nastro proprio lo state vedendo in questo momento. Noi ci colleghiamo subito con Tiziana Bolognani. Buongiorno Tiziana. Sì, buongiorno Filippo, come vedi siamo riusciti a farvi vedere, a mostrarvi in diretta il taglio del nastro della nuova struttura sportiva che sorge accanto allo storico palazzetto dello sport di Belluno, 2,5 milioni di investimento, un'opera pensata dalla precedente amministrazione ma portata a termine dall'amministrazione De Pellegrin. Chiamo per avere qualche dettaglio l'assessora allo sport del comune di Belluno, Monica Mazzoccoli, perché il sindaco, come avete potuto vedere, è entrato assieme agli ospiti e agli altri componenti della giunta per illustrare i lavori che sono stati impegnativi anche sotto il profilo dei costi, perché inizialmente si preventivava una spesa di 1,5 milioni che poi invece è lievitata a causa dell'aumento dei costi delle materie prime. Una struttura che sarà dedicata alla ginnastica, alle società che curano la ginnastica e alla scherma. Assessore Mazzoccoli, è certamente una struttura che dà anche una dignità a questi due sport che hanno, come dire, una partecipazione e un seguito importante a Belluno. Sì, intanto sì, è vero, probabilmente riusciremo ad inserire anche più società sportive nella zona della scherma, perché con l'utilizzo di pavimentazione tipo tatami sarà probabilmente utilizzabile anche da arti marziali, da ginnastica dolce, yoga, pilates, quindi diventerà un altro centro in cui più associazioni sportive e più giovani potranno trovare degli spazi. È un momento importante per lo sport, è un momento importante per la città. Lo sport sta crescendo, ringraziando il cielo, perché, come abbiamo detto più e più volte, è l'arma più forte che abbiamo per tirare su una gioventù migliore.
Ecco perché recentemente insomma, anche a Belluno non fa difetto sulla questione del disagio giovanile e per l'appunto è emersa la necessità di dedicare spazi per lo sport e per lo svago dei giovani. Ricordiamolo che soltanto pochi giorni fa proprio qui dietro è nato lo skate park, una opera che è stata pensata e realizzata assieme dal comune e dagli stessi ragazzi che praticano e che l'avevano richiesto. Quindi diciamo si è lavorato e si sta lavorando anche in questo senso. Facciamo anche una piccola parentesi di tutto questo, poi vi parleremo ampiamente e diffusamente questa sera nei nostri telegiornali, perché poco fa proprio l'assessore allo sport ha presentato la 4ª edizione del Mondialito. Sarà l'unica possibilità, se l'Italia vincerà, di vincere un mondiale per la nostra nazione quest'anno, e comunque anche questa è una manifestazione che si deve essere letta nel senso della unione, dell'integrazione e dell'accoglienza. Abbiamo presentato questa 4ª edizione, eravamo stati la settimana scorsa a Roma a presentarla in Senato, un'edizione che è cresciuta in questi 4 anni. Vogliamo portare avanti i valori con lo sport, quindi l'educazione, il rispetto, ma con questo Mondialito anche l'amicizia tra i popoli, l'inclusione, e quindi diciamo è un momento, come dicevo prima, importante. Questo sta diventando un piccolo polo sportivo, chissà che si possano aggiungere altre iniziative. Ascoltiamo i giovani, io ne ho a casa, quindi diciamo ho anche un po' il fianco scoperto su questa cosa, e vedo che lo sport è effettivamente uno strumento educativo importante, sia proprio per trasmettere quei valori cui dicevamo prima, il rispetto, l'impegno eccetera, ma anche perché imparano a gestirsi i tempi, imparano ad avere delle responsabilità. Certo. E quindi insomma non manca niente allo sport, più sport per tutti. Grazie all'assessora Monica Mazzoccoli. Allora entriamo anche noi per andare a scoprire i dettagli del Pala de Mas 2. Filippo, da Belluno è tutto, ti restituisco la linea. Grazie a Tiziana Bolognani. Abbiamo dunque assistito al taglio del nastro in diretta di questa nuova struttura a Belluno. Noi riprendiamo con una notizia di cronaca, perché ci sono a Cornedo Vicentino ci sono delle ladre che continuano a colpire gli anziani con una tecnica tanto semplice quanto efficace, un abbraccio che in realtà è una scusa per in pochi secondi far sparire collane e gioielli. Gli ultimi episodi si sono concentrati nella Valle dell'Agno. Quanti anziani nel Vicentino vengono depredati di catenine e anelli di valore dalla banda dell'abbraccio? Tanti, perché non tutti denunciano, quasi sempre per vergogna. Sta di fatto che è tornata in azione la banda dell'abbraccio. Gli ultimi colpi sono stati denunciati tra Brogliano, Cornedo, Valdagno e Trissino, dove in pochi secondi sono sparite collane d'oro e altri oggetti di valore. Il copione è sempre lo stesso. I nostri anziani dovrebbero sempre tenerlo a mente. Una donna si avvicina alla vittima con modi affettuosi, dice di conoscerla o di essere un'amica di famiglia, fa 1000 complimenti, la stringe in un abbraccio e opla, con estrema abilità sfila la collana dal collo senza che l'anziano si accorga di nulla. Solo qualche minuto dopo arriva l'amara scoperta. L'ultimo episodio è avvenuto a Brogliano, dove è stata rubata una collana d'oro del valore di 3.000 euro. Altri casi analoghi sono stati segnalati a Cornedo, anche nel parcheggio dell'ospedale San Lorenzo di Valdagno, oltre che a Trissino e in altri comuni della vallata. In alcuni casi sono spariti anche portafogli. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e stanno visionando le immagini delle telecamere per risalire ai responsabili, che potrebbero essere gli stessi autori di una serie di colpi messi a segno nel Vicentino. L'invito è alla massima prudenza, diffidare degli sconosciuti che cercano un contatto fisico, non lasciarsi distrarre e chiamare immediatamente il 112 in presenza di situazioni sospette. Bastano pochi secondi per perdere gioielli e ricordi di una vita. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo.
Ben trovati nuovamente in diretta con Focus TG. Doveva essere una celebrazione della storia cittadina, l'invito al principe Aimone di Savoia per il centenario di Piazza Pio X a Mogliano Veneto, invece ha acceso una polemica che ha portato l'ANPI a ritirare la propria adesione. Rimango triste perché viene politicizzata una festa che è di tutti, che è identitaria, che è della nostra città. La celebrazione dei 100 anni di Piazza Pio X, del municipio e del monumento ai caduti, in programma il 4 luglio a Mogliano Veneto, si trasforma in un caso politico. A far discutere è l'invito rivolto dal comune ad Aimone di Savoia, pronipote del duca d'Aosta, che inaugurò la piazza nel 1926. Per il sindaco Davide Bortolato si tratta di un richiamo alla storia della città e al legame che il duca ebbe con Mogliano durante la Prima Guerra Mondiale. Aimone di Savoia è pronipote di colui che 100 anni fa inaugurò la piazza, il duca d'Aosta, che ha una piazza dedicata qui a Mogliano, ma in molte altre città d'Italia, che da qui, da Mogliano, comandava la terza armata. Qui custodiamo anche il labaro della terza armata. E qui a Mogliano c'erano le retrovie, però non vogliamo assolutamente celebrare la vittoria della Prima Guerra Mondiale, vogliamo ricordare la storia di Mogliano Veneto. E allora all'ANPI cosa si sente di dire? Che si devono studiare un po' meglio la storia, anche perché Aimone non è un erede, non è un discendente del re che non bloccò la marcia su Roma, ma appartiene a un altro ramo della famiglia. Una spiegazione che non convince l'ANPI provinciale e quella locale, che hanno deciso di non partecipare alla cerimonia. Innanzitutto non ci avevano avvertito, hanno fatto una locandina, ci siamo trovati il simbolo su senza che venisse discusso come veniva preparata questa celebrazione. Ricordiamo, si parla della guerra del 15-18 e quindi dei morti che ci sono stati. Sarebbe stato bene che anziché un Savoia, anche se del ramo Aosta, venisse invitato uno storico o qualcuno che affrontava quel problema. Sostanzialmente non vengono sviscerate le radici profonde che hanno portato a quella guerra, quella del 15-18, i morti che ci sono stati e le esaltazioni della guerra che ha fatto il fascismo. La guerra non va mai esaltata. Se qualcuno deve imparare la storia deve essere il sindaco di Mogliano, non certamente l'ANPI. Sul futuro del nuovo ospedale di Padova intervengono i vertici sanitari e dell'università, 2 dei 3 attori che insieme alla Regione guidano il progetto, e sono entrambi certi che i tempi saranno rispettati e i finanziamenti ci sono. Il nuovo ospedale di Padova si farà, i tempi del cronoprogramma saranno rispettati e l'opera risponderà ai bisogni della società del futuro, dal calo della natalità all'aumento degli anziani. Ne sono convinti l'azienda ospedale e l'università, i 2 grandi attori insieme alla Regione. I tempi non si allungano perché fino ad ora il cronoprogramma è rispettato. Vedremo questo nuovo ospedale? Sì, sicuramente vedremo questo nuovo ospedale. È già stato firmato un accordo di programma e quindi ci siamo. E quindi mi auguro che lo vedremo al più presto. I tempi chiaramente la Regione che se li dà. Innanzitutto io ritengo ragionevole che nel giro di qualche mese si arriverà comunque appunto a definire la cosa, perché ripeto, l'ospedale è importante. Ovviamente l'aspetto economico è decisivo. Il governatore Stefani si è preso un po' di tempo per valutare anche altre opzioni oltre al finanziamento dell'INAIL, per garantire cioè una spesa pubblica oculata. I soldi con INAIL ci sono, la Regione, il Presidente Stefani stanno cercando una formula alternativa per i fondi che sia a vantaggio comunque dei cittadini, e quindi mi sembra doveroso, come lui ha detto, lui ha riferito, un buon padre di famiglia, cerca di far quadrare i conti, sta facendo questa operazione. Noi, la Regione, un po' tutti gli attori istituzionali ci stanno lavorando, ma proprio perché ovviamente senza la componente economica non si possono costruire ospedali. Il nuovo ospedale comunque dovrà accontentare i nuovi bisogni della società, in primo luogo il calo delle nascite, poi l'aumento degli anziani, un terzo in più in 20 anni. Quindi il fatto di concentrare, come ho detto anche in altre occasioni, le patologie pediatriche, praticamente un ospedale come quello pediatrico di Padova sarà sempre più importante. Avremo un terzo in più di anziani che hanno bisogno di assistenza domiciliare, che avranno bisogno di casa di riposo e che avranno bisogno appunto di ospedale.
Scontro politico durissimo sul Tribunale della Pedemontana. A difendere il progetto resta Morena Martini, ma che fine hanno fatto tutti gli altri? La conferenza stampa organizzata ieri da Maltauro, che aveva come titolo il rafforzamento dei presidi giudiziari in Veneto, la sua risoluzione, era partita sotto un ottimo auspicio. Peccato che era solamente un bieco pretesto per poter offendere, per poter criticare la nascita del costituendo Tribunale della Pedemontana. Morena Martini non le manda a dire, non l'ha mai fatto e non lo fa neppure stavolta. A maggior ragione se in Consiglio regionale va in scena una conferenza stampa nella quale il Tribunale della Pedemontana finisce davanti al plotone di esecuzione. Ecco cosa ne pensa ad esempio il forzista Jacopo Maltauro. L'esigenza di rinforzare adeguatamente e sufficientemente gli organici dei nostri tribunali prima di andare verso costituzioni di tribunali anche nuovi che sono auspicabili per i territori ma che non possono certamente passare per una sottrazione al personale dei tribunali esistenti. Apriti cielo! La Martini si rivolge direttamente al collega e gli chiede se si sia confrontato prima con i rappresentanti di Forza Italia nei comuni della Pedemontana. Forza Italia si è tolta la maschera, ma io mi aspetto che i rappresentanti di Forza Italia della Pedemontana possano dire la loro e possano anche criticare questo modo di fare politica che viene da un ragazzo giovane, dal più giovane rappresentante in Consiglio regionale, che porta avanti una politica vecchia che speravamo fosse dimenticata. E non finisce qui, perché la combattiva consigliera regionale ne ha pure per i sindaci dell'Alto Vicentino, come il tienese Giampi Michelusi, che hanno chiesto il blocco dell'iter in Parlamento. E che non viene calato dall'alto, come sostiene il sindaco di Tiene, che evidentemente, insieme con i colleghi dell'Alto Vicentino, non ha letto il dossier, perché una persona, un politico, un amministratore che si prende la briga di leggere il dossier che ha portato a questa richiesta non può parlare come stanno parlando, e questo io non lo accetto. A questo punto però viene naturale chiedersi perché dal territorio si levi solo la voce di Morena Martini. Dove sono tutti gli altri politici e amministratori che hanno raccolto voti dal 500.000 di abitanti che vogliono vedere aperto il Tribunale di Bassano? Prima edizione del Premio Nazionale Alex Marangon, a 2 anni dalla sua scomparsa. L'evento, che a lui è dedicato e organizzato dalla famiglia, diventa anche un appello per una legge contro la manipolazione mentale. Riconoscere la manipolazione mentale come reato, colmando il vuoto normativo e rafforzando la tutela delle vittime di abusi psicologici da parte di 7 associazioni o singoli abusanti. È la proposta rilanciata dall'ex senatrice veneziana Orietta Vanin dopo la richiesta di archiviazione del caso Alex Marangon da parte della Procura di Treviso. In Italia possiamo dire che il Parlamento non sta lavorando su questo. C'è emergenza, c'è urgenza di avere una norma precisa che regoli finalmente l'ordinamento in questo senso. Il plagio è un reato. Un confronto a sostegno della famiglia di Alex Marangon si è tenuto alla prima edizione del Premio Nazionale a lui dedicato di Cultura e Arte. In giuria anche l'avvocato della famiglia Stefano Tigani. Certo l'allegria che abbiamo respirato non cancella il dramma che stiamo vivendo e che ci apprestiamo a portare nelle aule di giustizia, dove è giusto che facciamo il nostro lavoro nella sua memoria per evitare degli errori che sono clamorosi e che non possiamo permetterci come cittadini. Tra i presenti come giurata anche Rita Repetto da Genova dell'associazione La Pulce nell'Orecchio, fondata in memoria della sorella Roberta, morta a 40 anni nel 2020 per un melanoma dopo l'asportazione di un neo sul tavolo di un centro olistico. Perché è assolutamente doveroso ricordare che sia Alex che mia sorella non volevano morire, si sono affidati di chi prometteva loro di stare meglio, quindi io spero davvero che questo messaggio sia arrivato a chiunque, spero che arrivi a chi deve fare una legge, perché una legge che vada a tutelare chi cade vittima di manipolazione mentale è assolutamente necessaria. Perché nessun'altra famiglia debba vivere un dramma come il nostro, le parole di Luca Marangon, padre di Alex. Per la procura è tutto normale, non ci sono responsabili, temo che ci sarà qualcun altro, qualche altro Alex.
anche se mi auguro di no. Il premio, il 30 giugno, a 2 anni dalla morte di Alex, aveva come tema la libertà ed era diviso in musica, scrittura e fotografia. Partecipanti da tutta Italia, tra i vincitori anche una scrittrice siciliana di Milazzo. Già si pensa alla seconda edizione. Il sindaco di Mirano, patrocinatore, ha offerto il comune come sede. Soddisfazione dei genitori di Alex e della sorella Giada. Ci hanno emozionati tutti e andremo avanti. E quindi noi tre assieme saremo una forza, vero Giada? Io l'unica cosa che voglio dire è che mi fa piacere e da qui si riesce a capire il tipo di persona che è sempre stato Alex, che è arrivato in modi diversi a tantissime persone. A Venezia è partita l'organizzazione per la cosiddetta notte famosissima di sabato 18 luglio, la festa del Redentore, una delle ricorrenze più sentite in città. È iniziata anche la costruzione del ponte votivo. Da lunedì prossimo a mercoledì 8 luglio saranno aperte le prenotazioni per assistere ai fuochi d'artificio sabato 18 luglio, la sera del Redentore a Venezia, festa sabato 18 che Antena 3 seguirà in diretta. Ricordiamo che la prenotazione è sempre gratuita, non bisogna dunque pagare alcun biglietto d'ingresso per stare in riva, ma è obbligatorio prenotare il posto per ragioni di sicurezza e contingentamento dei flussi. Discorso diverso vale per il contributo d'accesso, che resta in vigore per i turisti non pernottanti, salvo le deroghe e i casi già previsti come eccezione. Spiega Fabrizio Doria, direttore generale di Vera, braccio operativo del Comune. L'organizzazione è già in moto. A partire dal 6 luglio sarà possibile prenotare sia le aree contingentate in acqua suddivise per tipologie di imbarcazioni, sia invece per le aree contingentate a terra. Queste aree contingentate a terra sono con una capienza calcolata sui metri quadri disponibili e riguardano le aree con maggiore visibilità dei fuochi, delle zappere, della Giudecca e di tutta la riva degli Schiavoni e del bacino di San Marco, con un calendario di prenotazione che vede tutta una serie di priorità per i residenti del comune di Venezia. In particolare la prenotazione per il riva della Giudecca da lunedì 6 a mercoledì 8 sarà riservata solo ai residenti nell'isola stessa e a Sacca Fisola, mentre da giovedì 9 il settore Giudecca sarà prenotabile anche per i residenti del comune. Da martedì 14 luglio il settore Giudecca verrà aperto anche ai non residenti nel comune. È iniziata la costruzione del ponte votivo che verrà inaugurato venerdì 17 luglio alle ore 20 e che collegherà le Zattere con la Giudecca per poi rimanere aperto fino a domenica. Sempre da lunedì 6 verranno aperte anche le prenotazioni per i porti barca in bacino con aree di ormeggio suddivise per tipologia di natanti e imbarcazioni, secondo il modello già consolidato nelle ultime edizioni. Sarà festa non solo nella città d'acqua ma anche in terraferma. Non sarà solo il bacino di San Marco protagonista di questa festa del Redentore, ricordiamo anche i fuochi alla Sagra della Malcontenta e alla Sagra di Asseggiano e anche i fuochi all'isola di Pellestrina. Inoltre ricordiamo le altre iniziative alla Gazzara e alla Marghera. Con i preparativi per la festa del Redentore a Venezia si conclude questa edizione di Focus TG. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta. Questa sera alle 18:50 il telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza, quindi alle 21:15 circa si rinnova l'appuntamento con il nostro talk show Focus. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.